Equivoco o gioco delle parti? È giallo sulla chiusura dell'agenzia di promozione della Carinzia annunciata dal governatore della regione austriaca in via ufficiale durante la sua recente visita a Venezia alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, una notizia giudicata di straordinaria importanza strategica dallo stesso Zaia perché testimoniava la volontà di non invadere il campo italiano invitando le aziende a emigrare all'estero. Oggi invece l'agenzia regionale governativa di promozione per gli investimenti esteri in Carinzia smentisce lo stesso governatore del Land austriaco Peter Kaiser, parlando di un equivoco, forse causato dalla traduzione o dal mancato approfondimento della questione, perché l'ufficio sarebbe stato solo ristrutturato e quindi unito ad altre attività, ma non chiuso. La giunta regionale ha deciso in una delibera di sciogliere l'agenzia e di farla confluire nel fondo economico. La promozione transfrontaliera sarà affidata a organi simili alle camere di commercio. I finanziamenti nazionali ed europei devono essere spartiti a seconda della necessità. È una bella notizia, perché noi non potevamo assistere a queste imprese che venivano letteralmente subissate da lettere che invitavano ad andare in Carinzia. Tolte le lettere, tolta questa agenzia, resta il problema, un problema che Roma deve risolvere. Noi non possiamo pagare il 65% di tasse, di pressione fiscale su quello che si va a fatturare. Attualmente l'agenzia sta lavorando su 184 progetti, di questi 128 sono richieste di imprese italiane. L'interesse delle imprese in via di espansione per la Carinzia è notevolmente aumentato, spiegano dall'Austria. Sono le richieste provenienti dall'Italia e sono quasi raddoppiate rispetto agli anni precedenti. L'Agenzia Nazionale Austriaca per gli insediamenti, dunque, conferma il grande interesse delle imprese italiane per l'Austria e per la Carinzia e viceversa. Luca Zaia, dopo aver preso atto della nota inviata dall'agenzia austriaca, dice che si tratta però solo di questioni interne al Land, il quale conferma che continuerà a spedire una volta all'anno le lettere che informano sulla propria attività e sui vantaggi economici di un trasferimento alle aziende del Nord-Est.